Filippo mi è morto tra le braccia. Diceva che si sentiva male, che non aveva digerito, aveva conati. Forse è per questo che dall'arrivo del taxi ha continuato a vomitare fino all'appartamento. Nessuno è riuscito a capire cosa stesse succedendo. Lello era uno degli amici di Filippo Bettini, il 28enne di Badoere, morto nella notte tra sabato e domenica. Nelle sue parole il racconto degli ultimi istanti di vita dell'amico, dopo una cena a Treviso a base di risotto e fritto e una serata in disco a Jesolo in compagnia di un gruppo di amici di Padova e Treviso. Amici che raccontano come i medici avrebbero diagnosticato una forte congestione tra le cause del vomito di Filippo, ma sarà l'autopsia di domani a capire il perché dell'infarto, con papà Claudio che oggi racconta di come il figlio fosse una persona sana. Io la prima cosa che ho detto se avevano bevuto, lui ha detto di no, che anche gli altri ragazzi hanno detto ha bevuto quello che avevamo bevuto noi. Quindi se dopo non gli hanno messo dentro qualcosa o è andato per conto suo, questo erano in 13, 12, 13, insomma, vedi se uno manca. Filippo era molto conosciuto in paese dove con papà Claudia e mamma Manuela prendeva parte attivamente all'organizzazione della festa del 1° maggio, dove ieri tutti hanno voluto commemorarlo. Un'intera comunità si è stretta attorno alla famiglia di Filippo perché una volta appresa la notizia erano in corso i festeggiamenti del 1° maggio e ieri sera durante un concerto che si è tenuto con un gruppo del paese, tutti gli amici della società calcio, dello stand gastronomico, tutti coloro che erano presenti hanno voluto dedicare a Filippo il concerto della serata